alcune telefonate che ci sono arrivate della serie: ma come non lo fate? Ma a me non interessa del virus, io vengo lo stesso. Quando riaprirete, come riaprirete? Perché abbiamo bisogno della cultura, abbiamo bisogno dello spettacolo, abbiamo bisogno del teatro. Sono solo alcune delle telefonate ricevute al Teatro Comunale di Vicenza da parte di abbonati e di chi aveva già comprato i biglietti per gli spettacoli in cartellone. La chiusura forzata a causa coronavirus sta mettendo in seria difficoltà il mondo dei teatri e a Vicenza, fiore all'occhiello per la danza, oggi vede saltare una decina di spettacoli senza sapere se e come poterli recuperare. In questo periodo, soprattutto a febbraio, avevamo la massima concentrazione di eventi e in più siamo in pieno festival danza in rete, per cui si può immaginare che cosa stiamo perdendo. Stiamo perdendo in totale quasi 10.000 biglietti venduti tra i nostri spettacoli e quelli della concertistica e della sinfonica, dei fuori abbonamento, senza sapere se riusciremo a recuperarli, senza avere certezza, dopo aver investito soldi in promozione, pubblicità, anche perché recuperarli vuol dire spostarli molto in avanti, perché abbiamo il teatro sempre molto pieno, occupato, in periodi dove magari la gente non ha piacere di venire a teatro per i biglietti. Quindi siamo in una situazione di grande precarietà. Ma non è solo una questione di spettacoli, si parla anche di lavoratori e compagnie. Mentre si sostengono le categorie economiche non si sa nulla di eventuali provvedimenti a sostegno e a favore dello spettacolo. Non ci sono delle misure a sostegno? Ma no, in questo momento non si sa niente. Se pensa che io sto lasciando a casa, ovviamente, nel mio piccolo, il piccolo teatro comunale, che comunque è un grande teatro, sto lasciando a casa tanti tecnici, tante maestranze, tanta gente che lavora e sta lavorando e lavora nel teatro comunale, quindi tecnici, macchinisti, elettricisti, per farle un esempio. E questo vuol dire per tutti i teatri, senza considerare che, proprio perché purtroppo lo spettacolo è sempre considerato una cosa a parte, una categoria a parte, ci hanno proposto di fare il contingentamento degli spettacoli, cioè mettere uno spettatore sì, uno spettatore no, senza pensare la completa impossibilità di proporre una cosa del genere non solo agli spettatori ma ai miei abbonati. Quindi ovviamente l'Agis, che è la nostra associazione di categoria, ha detto no, assolutamente, piuttosto stiamo chiusi